Pesca buona oggi! Vittorio, Giuseppe, guardate, 2 in un solo giorno. Il vostro compare questa volta non mi venga a dire che valgono 3 scudi, come se fossero dei granchi. Compare, se fai dare a Ciccio 3 scudi per queste 2 aragoste, io ti rompo la faccia, capito? Bravo Giuseppe. Hai capito che questa è roba speciale, eh? Ah, per delle aragoste morte, se ti danno uno scudo è già grasso che cola. E devi baciare i piedi del contabile. Peccato. Se fossero ancora vive, le pagherei più di 10 scudi ognuna, per farne un regalo al nostro amatissimo padre. Vittorio, da quanto saranno morti? Almeno un giorno o 2, che ne dici? Almeno un giorno o 2. Almeno. Ti è andata male, eh? Sì, proprio male. Peggio di così. Cambierà, vedrai. Sei uno che ci sa fare, Ciccio. Cambierà, vedrai, cambierà. Mazara del Vallo, 1556. Un documento dell'Archivio di Stato di Palermo ci dà notizia di una famiglia dedita a ogni sorta di vizio e prepotenza e ciò nonostante immune da ogni sanzione o procedimento penale. Bartolomeo Gramignano, il padre, è un familiare del Sant'Uffizio, cioè un informatore, una spia, che può consegnare nelle mani dell'Inquisizione chiunque si opponga al suo volere e al suo arbitrio. Nei secoli la Sicilia è stata governata da greci, romani, arabi, normanni, spagnoli, mai dai siciliani. Nel 1556 la Sicilia è un possedimento della Spagna e Mazara del Vallo è sede di una guarnigione spagnola. Prima di essere un'organizzazione, la mafia è un modo di agire e di pensare che nasce dalla sfiducia del cittadino verso la legge.